Corse fantasma, prenotazioni rebus, Trillo non funziona, ridateci bus. La petizione da Avezzano a Tisoi e Libano Bolago, 900 firme per ripristinare le corse a orario fisso sulla linea Lilla. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, l'edizione di martedì 26 agosto, notizia che troviamo sul Corriere delle Alpi a firma di Alessia Forzin. Corse impossibili da prenotare, spostate o cancellate con disagi per gli anziani ma anche per i ragazzi costretti a farsi continuamente accompagnare dai genitori per raggiungere il centro città, i luoghi dello sport, della cultura di aggregazione. Trillo non funziona e dalle frazioni periferiche è partita una mobilitazione che ha già portato a raggiungere quota 900 firme. I cittadini di Vezzano, Bolzano Bellunese, Tisoi, Giazzoi, Barpa, Libano e Bolago, tutti i territori serviti dalla linea Lilla, chiedono che vengano ripristinate le corse ad orario fisso e che Trillo, il servizio a chiamata avviato in via sperimentale da Dolomiti Bus poco più di un anno fa, sia solo integrativo e non sostitutivo del servizio pubblico, ovvero che venga utilizzato per coprire le frazioni scoperte dai percorsi dei bus e negli orari di buco della programmazione. La petizione, nata dopo alcuni incontri molto partecipati promossi nelle scorse settimane, è pronta. La raccolta firme proseguirà ancora per qualche giorno, ma nel frattempo è stata inviata una lettera al presidente della provincia Roberto Padrini e ai sindaci di Belluno e Sedico Oscar De Pellegrini e Cristian Roldo, rappresentanti dell'ente di governo del TPL. I cittadini chiedono di riavere le corse del bus a orario fisso lungo la linea Lilla perché Trillo non dà alcuna garanzia di poter salire su un autobus e da Tisoi, Bolzano, Giazzoi, Libano, Bolago partono il 30,5% degli utenti che in questo primo anno hanno usato Trillo. Con una percentuale lievemente superiore, Dolomiti Bus di recente ha ripristinato le corse a orario fisso per il Castognese. Parliamo della linea gialla. Lo avete sentito? Disagi per gli anziani e ragazzi costretti a farsi accompagnare in centro dai familiari. Di certo arriveremo presto le risposte da parte appunto dei primi cittadini del comune di Belluno di Sedico e del presidente della provincia Roberto Padrin. E dopo la notizia in primo piano di questa edizione di Edicola Belluno passiamo a leggere i titoli presenti sulle prime pagine dei quotidiani bellunesi. Rimaniamo sul Corriere delle Alpi, questa la notizia appunto, queste le notizie in primo piano. Turismo autunno d'oro, negli ultimi 2 anni presenze nelle Dolomiti aumentate di oltre il 40%, il merito è degli stranieri. Terminato il periodo clou dell'estate, gli addetti bellunesi guardano già a settembre tanti statunitensi e asiatici di fine stagione. Il futuro del turismo estivo comincerà lunedì con i mesi di settembre, ottobre e novembre. I dati relativi all'autunno, ci dice la direttrice Valentina Coleselli, confermano una tendenza positiva per le Dolomiti bellunesi, un aumento delle presenze e in particolare una crescita significativa degli stranieri in provincia. La crescita delle presenze tra settembre, ottobre e novembre è stata del 29-24% fra il 2022 e il 2023 e del 13-39% tra il 2023 e il 2024 per un totale di 231.209 presenze l'anno scorso. L'articolo di Dalmassa a pagina 18. A bordo la bellunese Casalini, Mediterranea sanzionata, era giusto disobbedire. Cecilia Casalini, mandarci a Trapani era una sorta di punizione per quei poveri migranti che abbiamo salvato. L'articolo di Ruffini a pagina 11, vediamo in questo scatto Cecilia Casalini che vive a Cortina da 17 anni. La foto di copertina coinvolte la famiglia Meinster e Graffer, la società Faloria, tocca a noi smontare l'impianto. Mietres, il rudere della seggiovia, è ancora in piedi. Un escursionista davanti a quel che resta della seggiovia Guarnier Mietres sopra Cortina. L'approfondimento di Micheli a pagina 28. Nelle cronache, prossimi lavori allo stadio, la Serie C ritornerà allo Zunitauro a fine ottobre. L'articolo di Da Poiana a pagina 35. E ancora il caso delle poste, straordinari dichiarati in ritardo ammonita. Si ferma qualche minuto in più in ufficio per terminare il lavoro della giornata, ma per tutta risposta riceve una sanzione disciplinare dall'azienda. È accaduto a una dipendente di un ufficio postale della Val Belluna. L'articolo di Paola Dallanese a pagina 19. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In primo piano, titolo a piena pagina: Turismo cafone anche nei rifugi. L'episodio denunciato dalle sorelle che gestiscono il Talamini, si lamentano di tutto e lasciano i pannolini sporchi nei piatti. Intanto si moltiplicano i casi degli influencer che chiedono fino a 40.000 euro per promuovere le località delle Dolomiti.
Raccogliendo i piatti ho notato che su uno era stato lasciato un pannolino da bebè, l'ennesimo episodio di turismo cafone sulle Dolomiti, lo racconta una delle sorelle che gestiscono il rifugio Talamini a Vodo di Cadore. Ho fatto notare con la massima gentilezza possibile alla signora che c'erano dei cestini, ma mi ha risposto che non li aveva visti. Ho taciuto perché ne va della mia salute. La montagna però deve affrontare anche un altro problema. Molti comuni e consorzi turistici pagano migliaia di euro gli influencer che con i loro post non portano alcun risultato. L'articolo di Claudio Fontanive a pagina 3. Longarone, l'incidente ieri mattina sulla Ponte Calalzo, treno investe 2 cervi, traffico bloccato per 2 ore. Il servizio ferroviario paralizzato per un paio di ore ieri mattina sulla Ponte Calalzo, un treno infatti ha travolto 2 cervi che stavano attraversando il binario, gli animali sono morti ma è servito un po' di tempo per rimuovere le carcasse. L'articolo di Damiano Tormen a pagina 9. Addio al sorriso di Paola, modella e negoziante gentile, malattia fatale, nuovo lutto in famiglia, un ictus aveva stroncato il fratello Claudio. Il raggiante sorriso di Paola Nanfara si è spento, malata da qualche anno. Palu, come era chiamata dagli amici, ha lottato come una leonessa per sconfiggere la malattia che ieri se l'è portata via. All'età di 63 anni, ne avrebbe compiuti 64 a dicembre. Originaria di Caracas, in Venezuela, era approdata a Feltre con la mamma Giorgia una 50 di anni fa e la città l'aveva accolta, tant'è che ormai lei si sentiva una feltrina a tutti gli effetti. L'articolo di Scarton a pagina 6. Alcol vietato per Dolomiti Novara a Fontana Fredda, l'approfondimento di Lazzarina e Saccon a pagina 3 e ancora a Taibona Gordino, rocce fragili anche sul Monte Civetta, ieri doppio crollo sulla Torre Venezia. Il primo alle 13.30 preceduto da un forte boato, il secondo poco dopo. Sono 2 i crolli che ieri hanno interessato la Torre Venezia sul Civetta. Non risultano persone coinvolte dato che l'area era già stata interessata da crolli in passato, ma restano le cicatrici di Dolomiti sempre più fragili. L'articolo di Fontanive a pagina 10. Vediamo in questo scatto, per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, la nuvola di polvere sul Civetta appunto provocata dal crollo di questa parte della montagna. San Nicolò di Comelico, dalla parte di Don Fabio il vescovo cambi idea, l'articolo di Eicher Clare a pagina 13, a pagina 11 invece Cortina, soccorso alpino ancora sotto pressione. Per lo sport, richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, il presidente del Belluno Volley Sandro Darold, club strutturato sempre meglio. L'articolo di Lazzarina, pagina 14. Sedico, si rivedono i gamberi nei ruscelli della provincia, l'articolo di Pasucca, pagina 9. E ancora Cortina, festa dei Rabandes, oltre 700 i musicisti impegnati, l'articolo di Dibona a pagina 15. E a pagina 2 l'approfondimento del Gazzettino di Belluno è dedicato allo sport, match Dolomiti Novara, scatta il divieto per l'alcol. Misure antidisordini della prefettura pordenonese per l'uscita inaugurale dei bellunesi a Fontana Fredda. L'ordinanza scatterà 2 ore prima della partita e finirà 2 ore dopo. Priorità all'ordine pubblico. Ed ecco la notizia che ha aperto questa edizione del Gazzettino di Belluno: pannolino nel piatto, caffoni al Talamini e poi protestano. Le 2 sorelle che gestiscono rifugio, ogni estate è peggio, siamo esasperate. L'episodio nei giorni scorsi, la donna ci ha detto che non sapeva dove gettarlo. Si alzano alle 5 e chiudono alle 22, ma certe persone non hanno alcun rispetto per il nostro lavoro. Questa appunto la dichiarazione delle gestrici, in questo caso del museo Talamini. L'influencer in montagna con ingaggi a prezzi folli è un marketing sbagliato. Arrivano a chiedere fino a 40.000 euro per pubblicare dei post che sono totalmente privi di contenuti. Un Expected Italy, il problema non sono loro ma consorzi e comuni che li pagano per questi servizi. Altra notizia quindi riferita a una proposta di marketing che sembra non rispondere. Ma continuiamo con pagina 5. Nevegali, proprietari di casa adesso rimpiangono Roccon. L'associazione ha chiesto un incontro al sindaco per parlare del futuro del colle. Il presidente Ciani: valutiamo insieme qual è la persona più adatta a sostituirlo. Notizia di spalle, già data come notizia in primo piano per questa edizione di Edicola Belluno, già 800 le firme per ripristinare l'autobus Lilla. La petizione chiede di mantenere il servizio a chiamata Trillo soltanto come aggiunta e non sostitutivo. E adesso invece il lutto che ha colpito la comunità di Feltre. Paola Nanfara non ce l'ha fatta. Addio alla modella sorridente originaria di Caracas, viveva a Feltre ormai da tempo e gestiva l'ottica Lobis. Aveva 63 anni e da qualche tempo lottava contro una malattia incurabile. Nel 2015 aveva perso il fratello Claudio, noto in città come giocatore di basket e fotografo, a cui era molto legata.
Sempre da Feltre, 60 anni di gemellaggi, tutta la storia in un libro, la presentazione del volume venerdì in Sala degli Stemmi. Lamoni in lutto, Renato Pante, paese in lutto appunto, sarà domani l'ultimo saluto alle 15:30 nella chiesa parrocchiale che saluterà il musicista lamonese venuto a mancare pochi giorni fa. Cesio Maggiore, Busche, Parco Nuovo nel 2026, pronto il progetto di riqualificazione da 440.000 euro per l'area verde da recuperare il percorso fluviale del lago distrutto dalla tempesta Vaia. E ancora da Cesio Maggiore, una settimana e oltre di ciclismo, trasporto e cultura. La rassegna è partita domenica e proseguirà fino a settembre. Altre 2 notizie brevi in questa pagina dedicate al Feltrino, Santa Giustina, concerto all'alba in mezzo al prato, Omero al telefono al Casel de Spin. L'evento di domenica rientra nella rassegna Libri d'estate. 7 ville, borse di studio per ragazzi meritevoli, dal comune in arrivo 7.000 euro. È possibile presentare domanda fino al 30 di settembre. La notizia che ha aperto come foto di copertina questa edizione del Gazzettino di Belluno, articolo a firma di Damiano Torben, 2 cervi sui binari, il treno l'investe, traffico paralizzato. Incidente ieri alle 7 sulla Calalzo Ponte, i 2 ingungulati sono morti nell'impatto, il macchinista ha fermato il convoglio per consentire la rimozione delle carcasse. Fauna bellunese, il gambero d'acqua dolce ricompare nei torrenti, ma non vi dirò mai dove. Lo studioso Manolo Piatta ha condiviso solo in parte la sua scoperta, specie rara, il mio dovere è proteggerla. Vediamo appunto in questo scatto uno dei gamberi di torrente fotografati da Manolo Piatta durante la sua ricerca. Altri crolli nel Bellunese, Torre Venezia, un boato sordo e crolla il Civetta, doppio distacco, il nuvolone di polvere si è sollevato attorno alle 13:30, ferita ben visibile, nessuna persona è rimasta coinvolta. Vediamo appunto in questo scatto il blocco di roccia che si è staccato precipitando a valle. Fortunatamente comunque non ci sono stati danni a persone e a cose. Canale, oggi le messe per Luciani e Wojtyla, domenica il gran giorno di Andric, l'evento odierno tra piazza e grotta, il 31 agosto il vescovo emerito celebrerà i 60 anni dall'inizio del suo sacerdozio. Canale d'Agordo, impossibile conferire i pannolini sporchi, la denuncia di un padovano in vacanza nell'Agordino trattati come criminali, l'articolo di Raffaella Gabrieli. E adesso Cortina, turisti in partenza, i cantieri riaprono, ma adesso è corsa contro il tempo. Massima priorità alle opere strategiche legate alle Olimpiadi, ma anche all'8-0 in generale alla viabilità cittadina. Pieve di Cadore, crisi di panico sull'Antelau, recuperato trentenne tedesco, e ancora da Auronzo, piano di riassetto forestale, incombe la minaccia del bostrico. Sempre dalle pagine del Gazzettino di Belluno siamo in Comelico, rivolta popolare per Don Fabio, toglierlo qui, grave errore. Parrocchiani comeliani sempre più contrari al trasferimento del sacerdote, c'è di mezzo anche il futuro della Coop, alberi di mango, appello al vescovo. E ancora dal Comelico, volley e kickboxing, convenzioni rinnovate, doppia proroga per la società che usufruisce del palasport, ha dimostrato di essere seria. Ufficio postale più ampio e moderno, notizia che ci porta ad Anta di Cadore, riattivati tutti i servizi, il sindaco intervento nella giusta direzione. E ancora dal Cadore, traffico intenso sull'Alemagna, oltre 51.000 auto nel weekend. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi. Dopo aver letto la notizia principale dedicata appunto a Trillo, continuiamo in questo caso con l'economia bellunese. Brutte notizie dal mondo del commercio, 10 anni neri per il commercio, chiuso un negozio ogni 5, perse 578 attività, a soffrire di più è il Feltrino con quasi 280 locali che hanno tirato giù le serrande. Il presidente di Confcommercio Paolo Doglioni, subito sgravi fiscali per chi svolge un servizio sociale. Bella notizia invece per il turismo bellunese, l'autunno è d'oro per le Dolomiti, boom di stranieri, siamo in crescita. Da settembre a novembre attesi tanti americani hanno superato i tedeschi e aumentano anche gli asiatici. L'approfondimento è di Francesco Dalmas. Un fatto invece che interessa il mondo del lavoro, Poste Italiane impiegata dalle Poste ammonita dall'azienda per gli straordinari, SLC CGIL pronta a segnalare il fatto dall'Ispettorato del Lavoro, Musolino, punizione assurda, andremo in tribunale. L'articolo è di Paola Dallanese. Si ferma qualche minuto in più in ufficio per terminare il lavoro della giornata, ma per tutta risposta riceve una sanzione disciplinare dall'azienda. È accaduto a una dipendente di un ufficio postale della Valbelluna. Ora il sindacato SLC CGIL presenterà una segnalazione all'Ispettorato
contratto del lavoro. Questa sanzione evidenzia un'intenzione punitiva, commenta Adriano Musolino, referente della SLC. Troverete anche un inserto dedicato a Venezia 82, ovviamente per questioni di tempo non possiamo leggerlo, continuiamo invece con le notizie riferite al territorio bellunese, urbanistica, nuove costruzioni, aree verde, il comune disegna la nuova Belluno e al via il percorso partecipativo per modificare il piano degli interventi previste altre linee di sviluppo. Il vice sindaco Gamba, dobbiamo capire quali piani urbanistici sono ancora attuali, notizia che interessa in questo caso il capoluogo bellunese. E dal capoluogo spostiamoci a Feltre, Palafeltre, arriva l'inverno, la pista torna ghiacciata, conclusa una stagione estiva densa di attività, si prepara l'area per il pattinaggio, dal fine settimana il camp di hockey della federazione con 80 ragazzi. Chiesa Feltrina, giubileo agli angeli per i collaboratori delle parrocchie, ancora rimaniamo nel Feltrino spostandoci a Pedavena, siamo a pagina 23. Del Corriere delle Alpi. Pedavena, cresce il turismo in pennata di presenze, aumento del 41% nei primi 6 mesi dell'anno, arrivi su del 24%, soddisfatto il sindaco Castellaz, è il frutto della sinergia tra le realtà locali. Raccontati in un libro 60 anni intensi di Comitato Gemellaggi, venerdì la presentazione in Sala Stemmi, e anche il Corriere delle Alpi dedica un omaggio all'ultimo saluto a Renato Pante, domani in Duomo l'ultimo saluto a Lamon. Cordoglio nel mondo musicale per la scomparsa del maestro, la banda Città di Feltre ci ha guidati nella nostra rinascita. Cesio Maggiore, verde da riqualificare a Busche, dita incrociate per il contributo, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Continuiamo invece con gli enti locali. Unione Montana ampliata, avviato l'iter per la sua nascita. Longaronese, Val di Zoldo, Ponte nelle Alpi Alpago saranno nello stesso ente. Burigo, sindaco del comune di Soverzene, ma continuano a non arrivare i fondi importanti promessi da tempo. Notizia anche da Chiesa Alpaga, una settimana di eventi e musica, si comincia domani con il trio Caldare e si chiude domenica con l'enogastronomia. Passiamo in Agordino, cantiere dell'ex istituto Follador, biblioteca pronta a primavera, Agordo l'amministrazione prepara il trasloco, Favretti cerchiamo i soldi per le sale al primo piano. E adesso una notizia che ha aperto come foto di copertina questa edizione del Corriere delle Alpi: seggiovia Mietres ancora in piedi, era stata richiesta la demolizione. Il comune di Cortina, su segnalazione dei carabinieri forestali e provincia, aveva emesso un'ordinanza coinvolte la famiglia Meister, la ditta Graffer e la società Faloria per il tratto da Guarnier a Col Tondo. Vietato pernottare a Chiemis, la protesta di una camperista. Molti si comportano male, ma dispiace che ne paghino le conseguenze tutti. Il sindaco Hoffer, decisione obbligata per la troppa maleducazione nell'area. Cultura e spettacoli, Palazzo dei Libri, ecco i 19 eventi, editori del Nord-Est al Mantica con gruppo NEM e BCC Pordenonese e Monsile. Si parte con le opere di Ivana Suadolc, Vanessa Germoni e Antonella Fiaschi. Ma passiamo alla rubrica Giorno e Notte, ecco gli eventi in provincia di Belluno, i click di De Marco, patrimonio di tutti, gli animali delle Dolomiti allo Scarpa. Il fotografo Gordino si racconta, il mio principio è cercare di disturbare la fauna selvatica il meno possibile. L'intervista è a firma di Ivan Ferigo. E terminiamo con lo sport bellunese, calcio di Serie C, Dolomiti al debutto casalingo, tifosi venite a Fontana Fredda. Il presidente De Ciana dà appuntamento a domenica, spero che la gente ci segua, e sul ritorno a casa il comune ha promesso che a fine ottobre saremo a Feltre. E con questa notizia termina l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, come sempre in compagnia di Radio ABM.